Aspresiano si indaga sulla morte di Anica Panfile, procuratore di Treviso Martani, molteplici traumi sul capo e sul volto, improbabile suicidio, si va verso l'ipotesi di reato di omicidio volontario. È morta a 85 anni Anita Buosi, ferita nel 2001 al cimitero di Motta di Livenza da un ordigno di una bomber. I nipoti accettò quell'episodio come se fosse stato il suo destino. Viveva in una villa di lusso, aveva ampia disponibilità ma aveva redditi quasi nulli. A Correzzole è scattata una maxi confisca nei confronti di un 61enne in un'operazione congiunta di polizia e guardia di finanza. Il TAR spinge la richiesta di Save di sospensione e annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Venezia. All'aeroporto Marco Polo di Tessera confermata la tassa d'imbarchio. Pioggia di segnalazioni nelle nostre redazioni per l'ennesimo blocco della statale Valsugana congestionata dal traffico. A mezzanotte scatta lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacati di Base. A Venezia il settore più attenzionato è quello del trasporto pubblico dei collegamenti acque lagunari. Non solo Giro e Olimpiadi, stiamo lavorando anche su altre candidature. Così il presidente Luca Zaia oggi a Oderzo, dove è partita la 18ª tappa del Giro d'Italia, migliaia le presenze lungo tutto il tracciato fino alla Val di Zoldo. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo dunque con la tragedia del Piave, con il ritrovamento domenica a Spresiano del corpo senza vita della 31enne Anica Panfile. Il capo della procura di Treviso, Marco Martani, dice sono stati trovati molteplici traumi sul capo e sul volto, improbabile il suicidio. Dunque l'ipotesi di reato potrebbe diventare quella di omicidio volontario. In questo momento l'ipotesi del suicidio appare molto improbabile. Ecco. Così il capo della procura di Treviso, Marco Martani, dopo l'esito dell'esame autoptico sul corpo di Anica Panfile, mamma 31enne, trovata morta domenica da un pescatore nelle acque del Piave. La donna presenta molteplici traumi al capo e al volto, ma soprattutto non ci sono chiari segni di asfissia da annegamento. Non ci sono nemmeno segni esterni di violenza sessuale. Ora sono stati disposti ulteriori accertamenti con prelievi dei tessuti ed esami istologici. Cambia l'ipotesi di reato. Potrebbe diventare un'ipotesi di reato di omicidio volontario anziché di istigazione al suicidio. Ecco. Ogni ipotesi viene vagliata attentamente, nulla viene scartato. Fondamentale sarà ricostruire le ultime ore di Anica. Per il momento non sono state trovate né la borsetta né tantomeno il cellulare. A quando risale la morte della 31enne? Le condizioni del cadavere sono compatibili con un decesso di poco successivo alla sua scomparsa, quindi potrebbe essere morta già giovedì pomeriggio nella serata di giovedì. Insomma, Anica è andata a lavoro, poi è uscita e da quel momento si sono perse le tracce. Lei è morta poco dopo. Se sia stata gettata priva di vita in acqua oppure incosciente, queste sono domande a cui daranno risposta le indagini dei carabinieri. Rimane, seppur remota, l'ipotesi della caduta in acqua e che i traumi siano stati causati dall'impatto con i sassi del Piave. Ci sono indagini in corso. Vengono sentite, anzi in parte sono già state sentite tutte le persone che avevano rapporti con la donna e cerchiamo di approfondire, ma in questo momento siamo proprio alle prime battute e di più sinceramente non posso dire. Le indagini sono coperte da segreto investigativo, così come il contenuto delle dichiarazioni raccolte dai carabinieri. Rimane per il momento ancora un mistero il punto esatto da dove Anica sia caduta, il viadotto autostradale vicino a dove è stata trovata, oppure un'altra zona. Certo che se fosse la prima ipotesi avrebbe dovuto percorrere una parte dell'autostrada a piedi. Rimane il dramma della morte di una mamma con 4 figli, una morte che per ora non trova una spiegazione. L'omicidio di Mattia Caruso, ora il giovane ucciso con una coltellata al cuore a Montegrotto Terme. In aula è comparsa la fidanzata rea confessa del delitto che andrà a processo, prima udienza il 21 giugno. Io ho piena fiducia, noi abbiamo piena fiducia. L'hanno guardata negli occhi la mamma e la sorella di Mattia Caruso, Valentina Boscaro, la giovane donna di 31 anni, rea confessa dell'uccisione del fidanzato. Dopo aver tentato di depistare i carabinieri, il PM incaricato delle indagini sulla morte di Mattia, ucciso la notte dello scorso 25 settembre con una coltellata al cuore, dopo aver trascorso la serata ai laghi di Sant'Antonio a Montegrotto Terme, la giovane donna agli arresti domiciliari perché mamma di una bambina
bambina piccola, ha confessato il delitto. In queste ore Valentina Boscaro è comparsa in tribunale a Padova davanti al giudice per le indagini preliminari che ha deciso il processo fissando la prima udienza per il 21 giugno. Su di lei avevano da subito puntato il dito i familiari di Mattia Caruso. Conoscevamo il rapporto che c'era, tossico che c'era fra loro due, conoscevamo per fortuna bene, ma non troppo bene lei. L'accusa di cui deve rispondere Valentina Boscaro è omicidio volontario aggravato, un reato che può essere punito anche con l'ergastolo. È morta a 85 anni Annita Buosi di Motta di Livenza, una delle vittime di una bomber. Domani i funerali, nel servizio il ricordo di una delle nipoti. Lei ha accettato questo fatto come se fosse una parte del destino della sua vita. Annita Buosi affrontò in questo modo quanto le accadde il 2 novembre 2001 nel cimitero di Motta di Livenza, mentre si stava prendendo cura delle tombe di alcuni frati del santuario, quando le esplose in mano un cero con all'interno chiodi e bulloni, ferendola gravemente. Divenne così una delle vittime di una bomber. Queste le sue parole pronunciate allora ai nostri microfoni dal letto dell'ospedale. Ti prego. Mettiti una mano sulla coscienza, vedi di non farlo più, perché so che altre persone hanno sofferto. Per te non farlo più. Daniela, una dei 5 nipoti di Annita, che le sono sempre stati accanto, spiega come quell'evento abbia segnato per sempre la vita della zia. È stato un momento molto forte per la zia. Le ha stravolto la vita perché insomma le menomazioni che ha dovuto affrontare, la perdita di un occhio, le dita, le falangi, non era più in grado di essere autonoma come prima, perché la sua manualità è stata compromessa e anche la vista. Annita Buosi non aveva più voluto parlare di una bomber, archiviandolo nel suo passato. Lei ha accettato e ha sempre guardato il positivo di questo, perché ha detto ormai quello che mi è capitato non posso più tornare come prima, e in questo è stata brava, perché ha accettato la situazione nuova con coraggio e l'ha affrontata con forza. Un momento doloroso che però non le ha mai impedito di continuare a dedicarsi a chi era in difficoltà. È stato un suo motivo di vita, proprio perché viveva da sola, diceva se io ho qualcosa vorrei che anche gli altri avessero qualcosa. Donare agli altri è sempre stato lo scopo della sua vita. È stata una persona che ha sempre aiutato i bisognosi, lei faceva volontariato, se aveva qualcosa per lei ne dava metà a un altro. Negli ultimi mesi le condizioni di salute di Annita Buosi erano peggiorate, rendendo necessario il ricovero in una struttura dove mercoledì è mancata. L'ultimo saluto domani alle 17:30 nel Duomo di San Nicolò a Motta di Livenza. Viveva in una villa di lusso, aveva ampie disponibilità ma aveva redditi quasi nulli. A Correzzola, siamo in provincia di Padova, è scattata una maxi confisca nei confronti di un 61enne in un'operazione congiunta di polizia e guardia di finanza. Una villa di pregio da 200 metri quadrati con annesso deposito di oltre 130 metri, un ampio scoperto di 1500, oltre a un'auto e a una moto d'epoca. A tanto ammontano i beni mobili sequestrati sulla base di un decreto emesso dal Tribunale di Venezia su proposta del questore di Padova a un 61enne. Una misura nata grazie a un'indagine condotta dagli agenti della divisione anticrimine della Polizia di Padova e dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, che hanno incrociato le proprietà del 61enne con i dati riconducibili ai suoi redditi pressoché nulli nell'ultimo decennio. L'uomo, che ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato ritenuto quindi socialmente pericoloso ed è scattata la confisca sulla base del codice antimafia. Questo tipo di iniziative secondo me realizzano per così dire la giustizia, perché si tratta di persone che comunque si sono arricchite a danno di altre evidentemente, e che sono state defraudate dei loro beni, che hanno subito delle conseguenze, delle pressioni, delle violenze, e dobbiamo essere soddisfatti, contenti, perché come dicevo è come se avessimo contribuito a rendere giustizia.
Le indagini avevano permesso di ricostruire le fasi di acquisto della villa, passate attraverso il versamento di contanti su conti correnti intestati a una terza persona, che aveva emesso poi vaglia postali usati dalla sorella del 61enne, all'epoca dei fatti appena 18enne, per formalizzare poi la compravendita. La sorella avrebbe poi ceduto il bene al fratello. Nella villa sono state anche sequestrate preziose monete antiche che erano state rubate e sono state restituite ai legittimi proprietari. Per il 61enne è scattata anche la misura di obbligo di soggiorno nel comune di residenza per i prossimi 3 anni. Scappa dopo l'incidente senza fermarsi, è stato denunciato per omissione di soccorso, è accaduto a Castelgomberto nel Vicentino. Castelgomberto, è tarda sera quando un trentenne di Valdagno, nel passare in auto in contrada Tezzati, invade una parte della corsia opposta, andando a scontrarsi con un'altra vettura che in quel momento sta passando proprio da lì. L'impatto provoca l'apertura dell'airbag della macchina investita, il cui conducente riporta lievi ferite. Nonostante questo, il trentenne alla guida dell'auto, che ha sbandato, si allontana dal posto senza prestare soccorso. Dopo pochi chilometri, però, a causa dei danni riportati dal suo veicolo, anche il fuggitivo si vede costretto ad arrestare la sua marcia. Intanto, sul posto dell'incidente interviene il SUEM 118, che porta l'infortunato all'ospedale di Valdagno per le cure. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Valdagno invece bloccano il trentenne che si era dileguato. I militari, dopo gli accertamenti del caso, hanno ritirato la patente di guida al responsabile dell'incidente, lo hanno sanzionato per velocità non commisurata alle condizioni stradali e lo hanno denunciato per omissione di soccorso. Tassa d'imbarco all'aeroporto Marco Polo di Tessera. Il TAR del Veneto ha respinto il ricorso di Save e delle compagnie aeree Ryanair, EasyJet e Volotea. Brugnaro soddisfatto ma senza esultare, dice: abbiamo fatto il nostro lavoro, difendere il centro storico è costosissimo. I motivi posti a sostegno del gravame non appaiono, pure ai fini dell'esame tipico della presente fase, suscettibili di favorevole apprezzamento. Con questa spiegazione il TAR respinge la richiesta di Save di sospendere e annullare la delibera del Consiglio Comunale di Venezia del 23 dicembre scorso, che ha istituito la tassa d'imbarco aeroportuale di €2,50 a partire dal 1 aprile 2023. Il ricorso di Save era stato presentato contro il Comune in persona del sindaco pro tempore Luigi Brugnaro e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno, dell'Agenzia delle Entrate e Autorità di Regolazione Trasporti e dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ENAC. Save non era da sola in questa battaglia. A sostegno della richiesta di annullamento, infatti, ci sono anche l'Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares, Ryanair, Volotea e EasyJet e Wizz Air. Soddisfatto senza esultare il sindaco Brugnaro. Abbiamo fatto il nostro lavoro, ha commentato. Difendere il centro storico è costosissimo. Continuano i disagi lungo la statale Valsugana, traffico in tilt a causa dei lavori nel tratto tra Romano d'Ezzelino e Pove del Grappa. Tantissime le segnalazioni giunte in redazione, tra queste quella della signora Milva da Solagna. Venga a vedere, si renderà conto di cosa c'è. E noi di Rete Veneta a vedere ci siamo andati. Una strada valsugana ancora una volta paralizzata, 40 minuti di attesa per fare pochi metri. Tantissime le segnalazioni arrivate dagli automobilisti, bloccati per più di un'ora lungo il tratto tra Romano d'Ezzelino e Pove del Grappa. 1 chilometro di cantiere per il risanamento del manto stradale, 1 chilometro nero per i tantissimi veicoli lungo la Valsugana. Ostaggio del traffico, ormai da decenni, tutto il territorio, nessuno escluso, da Bassano a Primolano, da Romano d'Ezzelino a Rosà, fino all'altra parte della vallata, con Oliero, Valstagna e Campolongo. Ed è dal comune di Solagna che una nostra telespettatrice ci racconta una situazione sempre più invivibile. E per uscire da Solagna, il paese in cui abito, in questi giorni è diventato un grosso problema, perché a causa dell'asfaltatura della statale ci sono sensi unici alternati e quindi i camion, le auto formano una fila infinita. Un serpentone di auto, come racconta la signora Milvia, che arriva fino alla farmacia fuori il paese. Traffico in tilt, possibile anche nei prossimi giorni. I lavori al manto stradale, infatti, continueranno almeno fino a martedì prossimo.
Io mi domando come mai non riescono ad asfaltare di notte quando di solito c'è molto meno traffico. 27.000 veicoli al giorno, di cui un terzo mezzi pesanti, incidenti stradali, viabilità bloccata e disagi. Una strada valsugana che ormai da anni si posiziona al centro del dibattito politico. Una situazione che in vista dell'estate, a suon di esodi e controesodi, si preannuncia sempre più complicata. Per Solagna, vi dico la verità, durante l'estate e anche durante l'inverno, quando c'erano ancora si poteva andare a sciare, è sempre stato un problema. L'estate perché appunto il traffico era intensissimo, era difficile entrare e uscire in paese. A mezzanotte scatta lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione Sindacati di base. A Venezia il settore più attenzionato è quello del trasporto pubblico, dei collegamenti acquei lagunari. Dalla mezzanotte di oggi fino alle stesse ore di domani l'Unione Sindacati di base ha programmato uno sciopero generale di 24 ore per tutti i settori. Agitazione confermata. La manifestazione regionale delle lavoratrici e dei lavoratori sarà a Verona, nessun presidio in città, dove però potranno essere evidenti i disagi. A Venezia saranno infatti a rischio i trasporti e i collegamenti acquei di motoscaffi e vaporetti in centro storico e in laguna. Garantiti solo i servizi minimi previsti per legge e i collegamenti minimi con le isole. Vogliamo rimettere al centro della discussione il salario rubato da 30 anni, l'orario di lavoro estenuante, le pensioni misere e i servizi pubblici allo sfascio. Uno sciopero in cui torna protagonista quella classe lavoratrice che porta avanti questo paese da anni, dai porti ai braccianti, passando per le varie anime del pubblico impiego. Con questa mobilitazione si chiedono risposte immediate e non interlocutorie. C'è l'incognita su quali saranno le percentuali di adesione dei lavoratori. Potrebbe essere però una giornata da bollino nero per la mobilità lagunare, anche se lo sciopero, come detto, è nazionale e nulla ha a che vedere con l'avvertenza locale di ACTV. I disagi per gli utenti potrebbero essere pesanti, dunque armarsi di pazienza. Noi chiediamo subito che vengano alzati gli stipendi e venga impedito subito di inviare armi per le guerre. Chiediamo da subito un aumento sostanziale delle buste paga dei lavoratori e delle lavoratrici. La Giunta regionale ha approvato oggi una delibera in merito ai criteri per la qualificazione della componente fissa e variabile del canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2023, una partita che per Belluno può valere anche 20 milioni di euro. Come è noto, nel 2029 scadranno le concessioni idroelettriche, le grandi concessioni idroelettriche che sono la vera partita. Con la legge che abbiamo fatto approvare in Consiglio regionale a seguito della legge nazionale fatta dal ministro Giorgetti, nel 2029 le centrali idroelettriche diventeranno di proprietà del territorio. Le centrali idroelettriche tornano al territorio. A indire la nuova gara sarà proprio la Regione del Veneto a partire dal 2029 insieme alla provincia di Belluno che gestisce il sistema idrico. A Venezia intanto la firma della delibera che detta i criteri per la quantificazione della componente fissa e variabile del canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2023, in applicazione della legge regionale del 2022. Nel bellunese sono presenti 2/3 delle centrali idroelettriche di tutto il Veneto. La delibera conferma che il 100% dei canoni incassati nel territorio rimarrà alla provincia. La quota fissa rimane fissata a 40 euro per ogni kilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Cambia invece il dato sul variabile. Sarà un canone fatto da una quota fissa che più o meno si avvicina all'attuale canone che incassa la provincia complessivo, più una quota variabile che come minimo varrà una decina di milioni di euro. Poi ci sarà una gara, si vedrà come verrà tarato questo valore perché è la cosiddetta quota variabile. Quindi vuol dire decine di milioni di euro che entrano nelle casse della provincia di Belluno. Non solo Giro e Olimpiadi, stiamo lavorando ad altre candidature, così il presidente Zaia oggi ad Oderzo alla partenza della 18ª tappa del Giro d'Italia che ha visto vincitore il vicentino Filippo Zana. Noi abbiamo una progettualità che è assolutamente strutturata, si va avanti con i grandi eventi, non avremo solo le Olimpiadi, non ci saranno solo ogni anno questi 3 eventi del Giro d'Italia, avremo anche l'Under 23,
avremo anche altre iniziative e ci stiamo portando avanti, ma non posso anticipare altre candidature a livello internazionale. Ormai che ce l'ha detto qualcosa c'è. Che sarà sport? La carta dei grandi eventi continua a essere quella vincente per il Veneto, prima regione turistica d'Italia. Per questo Luca Zaia vuole giocarsela fino in fondo. Dopo la tappa 17 con arrivo a Caorle, la numero 18 parte da un Oderzo vestita di rosa, oltre 15.000 le presenze, destinazione Val di Zoldo, il primo tappone dolomitico, aspettando la Longarone, 3 cime di Lavaredo. Luogo nel quale non si arrivava più da 10 anni, l'ultima vittoria l'ha fatta Vincenzo Nibali, che è un po' il testimonial, no? Delle 3 cime, e penso che sia ancora un'occasione per valorizzare il Veneto, per valorizzare le bellezze del Veneto, passando per quel gran lungomare da Jesolo fino a Caorle ieri con l'arrivo a Caorle, ma poi valorizzare la campagna veneta, l'entroterra veneto, per finire poi nell'area delle Dolomiti, che è un'area che ci sta molto a cuore. Per il resto le emozioni sono quelle di sempre, e questo lungo tutti i 161 km del tracciato, dove si alternano tifo e pronostici. L'ultimo vincitore a Roma sarà Roglic sicuramente. Come la trova questo Oderzo? Bella, bella. Anche Caorle ieri comunque magnifica, tanta gente, tanto spettacolo e tanto sport. Chi vince? Caruso. Sì. Caruso. Mai sapere, ha espresso un bel pensiero, ha detto che lui è qua per divertirsi, per cui non si sa mai che la buona sorte lo possa far vincere. Sempre Colombia, anzitutto, sempre Colombia, forza Colombia, grazie Antena 3, siete meravigliosi, viva Italia! Dalla bicicletta tradizionale a quella assistita, grandi campioni oggi in Piazza dei Martiri a Belluno per il Giro E, che affianca la tradizionale corsa in rosa. Davanti, grazie. Mentre il Giro d'Italia infiamma le Dolomiti, a Belluno fa tappa il Giro E, che ricalca tutte le tappe della corsa in rosa tranne l'ultima. Tante squadre, tanti grandi campioni con corridori che vengono invitati tappa per tappa a provare il percorso ufficiale, utilizzando però biciclette elettriche. Tra di loro, smesse per un giorno le vesti di vice sindaco e indossati i panni del ciclista, in Piazza dei Martiri c'era anche Paolo Gamba. Vuol dire tantissimo, perché finalmente cominciamo a capire che c'è bisogno di dare un po' di entusiasmo a questa città. Questo è entusiasmo vero, perché è pulito, oltre che essere green è pulito anche perché le persone che ci partecipano sono pulite, persone a posto, e perciò credo che Belluno debba solo essere grata a loro e al Giro d'Italia di questa manifestazione. Come dicevamo, tanti capitani, ma sicuramente l'aver vinto un Giro d'Italia, come fece Damiano Cunego nel 2004, rende la sua presenza del tutto particolare. È vero, sono già passati 19 anni, sembra ieri, e a distanza di anni c'è questa bellissima manifestazione chiamata Giro E. Questo dà la possibilità anche a neofiti di potersi mettere alla prova e fare anche delle salite che eventualmente con la bici muscolare non potrebbe fare. A sventolare la bandiera della partenza un felicissimo assessore dello sport. Giornata di sport un po' diversa, molto colorata, molto piena di energia, bambini, premiazioni, gadget, green, una bella manifestazione. È la prima volta per Belluno, ma siamo molto contenti del risultato. Ma a chi un giro lo ha vinto era però impossibile non chiedere un pronostico su chi vincerà questa edizione 2023. Forse Geraint Thomas, però non è neanche facile fare dei pronostici oggigiorno. Io punto su di lui perché è quello con maggiore esperienza che ha fatto maggiori risultati in passato. Quindi Roglic. È un azzardo dire, non so, io punto più su Geraint Thomas, sì. È tutto, previsioni del tempo, buona serata, grazie per essere stati con noi. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Si rinforza l'alta pressione sul nostro territorio, bel tempo per gran parte del giorno. Il dettaglio di venerdì 26 maggio. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Nella seconda metà di giornata, a partire dai monti, nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto, con occasionali precipitazioni, possibili poi fin verso le zone pedemontane, per il resto assenti. Temperature con andamento irregolare, minime tra 13 e 18 gradi, massime invece tra i 24 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia.
Al mattino cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio sulla zona montana possibili rovesci che potrebbero poi interessare localmente anche la pianura. Temperature minime tra 13 e 17 gradi, massime sui 25-28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato al mattino, instabile al pomeriggio con temporali a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 28 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano,